siete mai fermati a guardare il mare? Anche solo per pochi minuti. Magari al tramonto, proprio come sto facendo ora io. Il mare è quel luogo dove i sogni prendono vita. Sì, perché lui ti trasporta, proprio come le sue onde. Lui è lo specchio della tua anima. E se guardi bene verso l'orizzonte, è lì che ti riconosci. C'è chi ha la fortuna di uscire di casa e trovarselo lì davanti. C'è chi basta affacciarsi alla finestra per dargli uno sguardo. C'è chi come me invece lavora tutto l'anno per risparmiare, aspettando mesi e mesi per poter raggiungere questo posto immenso. Il mare è il paradiso da cui non si vorrebbe mai andare via. Il luogo dove costruisci i ricordi migliori, gli amori di un'estate che non dimenticherai mai, le nottate sotto le stelle aspettando l'alba con gli amici che non vedi da tempo. Lui è il posto dove quando ridi lascia il segno. Ma quello che mi domando ora è, se questa è la fine della giornata, come sarà mai iniziata? Benvenuti amici in un nuovo video. Vabbè ragazzi, voi non avete idea che cosa c'è davanti a me. Cioè, spettacolo. Mi sembra di essere entrato in quei giochi tipo Age of Empire, Caesar 3, non so se li conoscete, roba di 15 anni fa. Spettacolo, ma roba alla Assassin's Creed. Spettacolo, la catapulta, una mega balestra. Questo è fantastico, l'ariete, ma che bestia. Tanta roba. Oh. Ok, abbiamo l'esperto del settore. A lei la parola. Appassionato, non sono un esperto. Appassionato del luogo. Andrea ci spiegherà a cosa serve la catapulta e la balista. La catapulta doveva servire per tirare dentro ai castelli corpi di animali putrefatti o palle incendiarie che erano costituite da gatti immersi nella pesce, dato fuoco e tirati dentro il castello. Vivi. Gatto vivo, mamma mia. Se moriva nell'impatto era una palla di fuoco, ma se atterrava a quattro zampe come riesce a fare i gatti diventava una mina vagante che praticamente si strusciava per togliersi il fuoco di dosso e all'interno dei castelli erano paglia e legno. Da fuoco tutto. Porca miseria. Che scappa, è difficile anche fermarlo. Certo, impazzito, immagino la scena. Esatto. Allora, poveri gatti sicuramente. La balista aveva la stessa funzione dell'ariete, solo che l'ariete veniva utilizzato quando le porte aprivano in dentro. In dentro, esatto. Fondante, esatto. Quando le porte aprivano in fuori faceva resistenza a tutta l'arcata della porta e quindi era difficile sfondarle. Allora venivano arpionate con le baliste, che erano macchine molto potenti e riuscivano a sfondare il legno in modo da poterle tirare e scardinare la porta. Wow. Il cardine era la pietra che era a terra, fermata sul traverso della porta, e la porta ci girava sopra in un incavo, quindi dovevano farlo saltare fuori e a quel punto la porta si sfilava e veniva via. Si poteva entrare. E si poteva entrare. Hai capito? Questa è la funzione della balista. Ecco, questo è l'arco antico. Guarda che il lombo, cioè è lunghissimo. E poi le frecce. Posso prenderne una? Guarda, guarda. Con questa ti fai male, wow. Quando io tendo l'arco, utilizzo queste dita. Quando catturavano gli arcieri, gliele tagliavano. Alla fine della battaglia dicevano ce l'abbiamo ancora, abbiamo vinto. Pensa a te. Attenzione, siamo passati direttamente al Signore degli Anelli. L'anello di Frodo, eccolo! Lui è Sauron. Cos'è? Ah, non ho idea. Cosa c'è scritto, Ardi? Ma i numeri? Ma guarda, io non me. Che si gira? No, non ne ho idea. Se questo qui lo mettiamo al sole e lo giriamo con il foro, dov'è? Eccolo qua. E l'ho mosso quello, ecco. Che ora
cioè si mette il coso sul foro, il foro sul mese, Dai! si mette sul sole, all'interno fa un pallino, vedete quel pallino sotto? Sì. C'è un numero, è l'orario. Ok, questa è la mia arma preferita. Che figata. Mi sento Aragorn del Signore degli Anelli, cioè guardate che roba. Vieni Ara. Wow. Posa gli occhiali, vieni. Togli gli occhiali. Attenzione, che emozione. Wow. Ah, sopra così. Cioè ragazzi, attenzione, mi sento veramente... Questa è la prima volta che mi succede. Cioè, guarda che storia. Sono proiettato dentro tipo Assassin's Creed o qualche... Wow, lo scudo. Reggi, stringi. Dai, che Ma è bellissimo. adesso ti faccio anche la Oh, 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 oh. Attenzione. Sono stragasato, raga. Pure l'elmo, guarda. No, che bello! Mamma mia. Ah, grazie, mi sento un cavaliere. Vai, Ascolta, vai. guarda. Allora, Posizione. foto in posizione di Vai, allora, fai il video così. Wow. Fantastico. Questa è tutta roba originale. te l'ho rifatta, ricostruita. Ma è bellissima, cioè guarda che roba. Un quintale di, come si chiama questa? Camaglio. La camaglio. Qui invece abbiamo tantissimi tipi di frecce diverse con varie punte. Guardate che roba. Ma è bellissimo ragazzi. Piccole riproduzioni. La catapulta, il fuoco, la tenda, il villaggio, qua c'è la torre. Non so cosa sia esattamente questo, ma è tanta roba. Cioè, guarda che bella la tenda. Wow. Io non mi devo abbassare. Attenzione al camerino, mettiamo Cinzia nel video, vai. Che bello, attenzione, entriamo. Anche con Cavolo, c'è anche la cassapanca sotto per sedersi, comodo. E io che volevo comprare la Decathlon, invece vedi, la compro qua a San Gimignano. Ser Alessandro ha detto lo Sean Connery, guardatelo. È Sean Connery, è uguale. Poi occhi chiari, è uguale. Sei fratello, parente. Niente, volevo ringraziare Ser Alessandro per il tour e per avermi vestito da cavaliere. È stato un piacere. Ha avuto il piacere anche di parlare con Cinzia, Ser Ivo, e la fanciulla la mettiamo in mezzo. Oh, mi fermare! Faremo anche la foto, ma adesso un bel... Ciao a tutti. ciao. Ciao. Cioè ragazzi, che viaggio è stato, ma veramente incredibile in questo medioevo. San Gimignano è veramente incantevole. Poi abbiamo beccato proprio questo momento di festa, questo giorno di festa, stragentili, ci hanno praticamente portato nella storia. Wow, sono veramente stragasato. Adesso andiamo a mangiare qualcosa perché non ce la si fa più. Attenzione, non potevano mancare i giochi, la sfida è per Adri. Vai, vai, vai. Sei morta di morta, grazie. Dai, sì! 120 per Adri, tocca a me. Via! Ah, 30! 40, 70. Dammi il 50. Oh, 30! 100 contro 120, vince Ardi. Sì, 50! Vediamo se prendi la campanella. Ah, ce la farò, ce la farò, ce la farò. Sì, campanella!
Santo discenda su tutti voi e vi accompagni sempre. Amen. Ebbene amici, stiamo lasciando San Gimignano dopo questa avventura medievale inaspettata. Siamo veramente strafelici, è stata un'emozione, un'esperienza indimenticabile. San Gimignano nel cuore. Niente ragazzi, ci aspetta un'altra meta, una sorpresa e ci vuole, ce lo meritiamo dopo questi giorni frenetici. Attraversiamo la strada senza farci ammazzare ed è un posto veramente incredibile. Lo vedrete tra 3, 2, 1 e voilà! Ritornati, Vai! Salve! Era lontano 2013 quando scrissi questa frase. Ovunque voglia andare, anche oltre il mare. Sì, perché non smetterò mai di spingermi oltre i confini. Citando il mio film preferito, Dio ha messo la felicità in ogni cosa, in ogni posto. E per me andare alla scoperta di posti nuovi è esattamente la mia felicità. Vivere resta la più grande avventura di sempre e portarsi a casa più bei ricordi possibili è la mia missione. Un'altra piccola storia si conclude qui, ma non temete, sono già al lavoro con la prossima. Grazie ad ognuno di voi. E grazie alla mia piccola Adri, che è sempre pronta a supportarmi, a sopportarmi, ripresa dopo ripresa. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale.